Tag e Aria, puntata numero 27, seconda parte di Vivere a Ciosa. Siamo sempre a casa del Giovaneo e continuiamo i nostri discorsi parlando un fià dei lavori tipici di sta città e dei suoi abitanti. Mi sono fatto un po' di appunti su quelli che sono dei luoghi caratteristici di Chioggia, ma un poco anche a Sottomarina, perché Sottomarina ha i suoi luoghi caratteristici, che può essere a diga, che può essere comunque il lungo... La giga. La giga. I marinanti di giga. I marinanti di giga. Ma scherzi tu. I ciosati dice sono in diga. In diga. Il ciosato dice sono in diga. E invece il marinante dice in giga. In giga. La giga. Ok, che è comunque un luogo tipico e caratteristico di Sottomarina. Ma il lungomare si diventa comunque un luogo frequentatissimo e caratteristico della città. Però mi volevo fermarmi un attimo su Ciosa, che è città storica. Vi avevo detto prima il Corso del Popolo, centro della città, e lungo tutto, e a spina dorsale della città, che sono tutte quante le calli, diciamo, si può chiamare calli, perché se calli... No, E sai perché ha fatto calli, così? proprio E ha fatto così per il vento. Per il vento, bravo. Perché quando che tira a Bora, che è il Corso del Popolo, diciamo, che la tira aria. Però tutte che caese che ha fatto, che caese sarà le vie che ti vivi, ti sa nella città, che sono tutte le case e tutto quanto, che il caese serve per smorzare aria. Eccoti. È studiato. Infatti a Vivo che sei a Cale, che viene da fio, da bambini, da ragazzini, andavi a Calle del Vento, che ti va a Vigo, dove il sei qui a vaporetto, pigliarga. che ti va e viene dentro e quella buora là dentro fiori. Ti so io. Altro che Michael Jackson che si mette de spiego. Michael Jackson. Altro che Michael Jackson, se ti mettevi de spiego, Dio, se mia Michael Jackson a farti guardare, no, ti mi ha battuto. Dopo che sei Ponte di Vigo. No, beh. Vogliamo parlarne, gli altri sapevi meglio di me di cosa si dice. Bellissimo. È un punto di innamorarsi, è un posto romantico. Si trova verso posso dove? fare che una dichiarazione d'amore alla tua dolce metà, ti vai a ti che ti vai a ti che parli ti che butti sì la tua dimostrazione di amore. Guarda Venezia. Ti che fa vedere dove che sia la direzione per il tuo amore. Sì, no, beh, madonna, cioè, non che sia il posto migliore. Ponte di Vigo si trova a nord di Chioggia, la parte a nord. E sei anche a un confine della città. Sì. Sì, alla fine, diciamo che è la parte più vecchia di Chioggia. Ok. Chi dice che sia più vecchia anche di Venezia, proprio Vigo. Dove che sei il gatto? Dove che sei il famoso gatto. Ecco, Sì. per capirsi. Dove che dopo alla fine ti ciappi il vaporetto per andare a Pestrina. Comunque mio nonno mi ha contato io la vera storia del gatto. Tu nonno che ne sapeva una. Mio nonno c'era uno navigatore a girare il mondo, c'era messo inventore, pittore, suonatore, ha fatto tutto mio nonno, c'era roba di siamo esploratore. La vera storia del gatto. E il gatto dice, io femo il gatto. Io ho fatto sto gatto e quando chi ha fatto femo il gatto, scusa, femo il leone. È il leone. Fai sto leone. E per me ti ha fatto il corpo massacrando, una ciappa di roba, scolpisa e ha fatto ma adesso la testa si è massacrando, e una ciappa e ha scolpito ancora la testa e adesso il corpo si è massacrato e scolpisa e alla fine si è un frugato, ecco. Dio buono. A forza di scolpire. E ne aveva pimpiere e sembra così, insomma, ecco. Qualcuno dice che io ho fatto piccolo per sparagnare. No, però... ne ha fatto fare piccolo perché aveva paura. Però comunque non potremmo dire niente, tutta la laguna presente un bellissimo come si chiama la laguna? itinerare. È Laguna di Chioggia, ha un nome. A tanti posti, che vai sette morti. Ok, ogni piccolo posto sì, che sia suo ogni zona che sia anche Saccatoro, che sia ogni sacca ha il suo posto. Laguna sia laguna. No, la laguna è l'Usenzo, è quella interna. È l'Usenzo. Sì, abbiamo la nostra lagunetta, diciamo, dai. Dopo che se la Riva Vena. Vena di Chioggia, Riva Vena perché Sì. il cuore pulsante praticamente, forse Ettore che ne sa anche di epidemie, di quello che mi so, che Riva Vena è al centro, è la zona commerciale del Ciusa, dove c'erano tutti i negozi, quello del fruttivendolo, il panetaro, quello che vende le scarpe. E se sta così oppure che si nel cambiato? film anche Scano Boa si vede Ciusa, si vede Riva Vena, che c'era l'ottica, sì, tutto quanto, no? Si fia agli anni 80. 80 sì, così, metà no? anni Qua 80. fuori 90 forse, ma 90, a morire a 90, sì. La strada, c'era un cinema a cielo aperto. Sì. C'era un cinema a cielo aperto, perché c'era
800.000 attività commerciali, tutta la gente che vendeva magazzini, dei personaggi incredibili che mi ha raccontato i miei amici che io là, tra cui che ne c'era una che vendeva le banane. Solo banane. Che vendeva banane, comprate le banane, le godrissate tutte io. Ma La banane, La la banane, banane. la banane la ciameva. E a c'era una roba, allora, cioè ti devi al cinema, che c'era ogni metro che c'era qualcuno che faceva una roba, perché Ciusa è sempre, Taglio, anche se ancora. Ciusa è sempre stata una roba teatrale, insomma, al di là della commedia del Goldoni, però già adesso andare in pescheria al minuto, degli attori incredibili. Poi vogliamo parlare della pescheria, un altro luogo tipico è come andare per qualcuno che viene da fuori è come andare in guerra perché non capisce cosa che deve succedere, ma per uno che è del posto è come andare a Sagra praticamente, perché è godurioso andare al mercato del pesce. Sì, allora che se due mercati del pesce, Ok. allora uno è quello all'ingrosso che fa una storia a sé e quello al minuto invece che sei in centro a Chiosa e là c'è Un cinema. Sì, fantastico. Sì, sei meravigliosi. Sì, una volta diciamo i mugnarioli, no? Perché su dove c'è il granaio, no? Di Chioggia, e quello sarà stato il granaio di Chioggia, dove che c'è la pescheria a minuto, che c'era dove che vendeva il pesce, di qua vendeva la carne, la roba, e c'era il granaio, e che c'era e è fantastico, perché capo, qua, sì, cioè, te ferme. Mi sono stato in pescheria, ad esempio, a Palermo, ad esempio, sta in pescheria, e mi pareva essere a Ciusa. Capo, fermiti, guarda qua, ti fa bene. Dopo è anche generosi a volte, dice tante volte ti vuoi rifilare il pesce che non va bene, non è vero. Dice veramente delle brave persone che proprio come si dice, fa vedere bene da gente, no? Ti va. Sì. Comunque è una cosa bellissima da andare dentro, perché sa solo guardare, e dopo che si dire una roba, la simia alle porte della pescaria. Nei porti della pescaria, allora che è un portale, quello verso sud della pescaria, che è una specie di un bassorilievo che racconta una fiaba che non mi ricordo di più, fatto da uno di cui non ricordo il nome, ma perché bevo ma salì, che aveva, insomma, la leggenda dice che lo era un antiquario di Padova che aveva una famiglia a Padova e una a Chioggia, e però che piaceva Mondociosa e l'ha fatto anni 50-60 ha fatto sto portale bellissimo, un basso rilievo enorme, e in mezzo tra i vari personaggi che c'è anche una scimmia che ti fa fatica a trovare. Sì, me l'ha fatta vedere Spartaco. Via ti vai gratis e dici trovami la scimmia. Ma che la gente mi ricordo un dì saremo stati là, mi devo dentro, dopo andiamo a bere, torniamo indietro, che c'è ancora sti qua che guardava dove alla fine e io a trovare. Che sì la scimmia, via a trovarla, però che sì. Quindi andi al mercato a ciappare a Simia, Ciosa, e andai a vedere dove che c'è sta Simia. E dopo ne guardare attore dell'orologio più antica del mondo. Beh, ragazzi, non si scherza. Il Big Bang hanno gli altri fioi che femo ciao, perché il primo orologio a pendolo del mondo è a Ciosa, che sia attore dell'orologio, che sta è il primo orologio a pendolo fatto e messo là, è ancora funzionante. Dopo dice il Big Bang, no. A Ciosa orologio, fioi a Ciosa. Eravamo in disputa con quei di Oxford venivano qua a guardare le carte e ha detto le carte, accidenti, E che abbiamo messo il esattamente, culo. dopo ha detto no, Zeppi verso il vo. Ciosa Parona. Zeppi verso il vo. No, volevo dire una roba sempre del mercato del pesce, una roba tipica proprio di Ciosa, è il mercato quello all'ingrosso, dove che è il sistema per fare l'asta del pesce. Fantastico. Asta a sussurro. Cioè? A sussurro vuol dire che l'astatore, quello che riceve i prezzi, che le varie barche dei pescatori va in reccia e che dice a quanti soldi che vuoi vendere il pesce. Non pubblicamente, meglio dire soltanto In reccia, a sussurro, e dopo viene fuori il prezzo, è questo, e vende a quel prezzo là. È l'unico posto in Italia che si fa sta roba qua, l'unico posto. legalmente si è fatto. No, è così, sì, si fa così. Sì, no, ma è stabilito. La pila, ad esempio, è un nastro trasportatore. Ora abbiamo 7 casse di branzini, peso 120, ti vedi, va a calare, no? Finché uno schissa il bottone, tipo a parte, non so, da 40 euro, finché uno schissa 35. Questo è il prezzo, no? Che vende sta roba. Sta dicendo, se no, a Ciosa
sei molto più potente perché ti fate a reccia, ti che dici, mi ti rendo a vinti, sta trovando, cosa ho detto, vinti, mi dico, dici no, ma non sa, lo statore, La statore Che sa. la statore che sa, e alla fine dice, boh, il prezzo copi, questo, boh, scampava, accidenti. scusi, Va bene, dai. mettevo un B. È proprio tipica, sì, non esiste nessuna Un'altra altra roba parte. che è tipica di Chioggia è la vasca in centro. Cosa è la vasca in centro? La vasca vuol dire andare Vigo Santa Maria. da Vigo a Santa, perché Vigo è lì la parte dove è il ponte, l'altra parte lo yin e lo yang, l'alfa e l'omega di Chioggia, l'inizio e la fine del mondo. L'inizio e la fine del mondo è Vigo e Santa Maria. Santa Maria è dall'altra parte di Chioggia, dove che svile porte. Esatto. E E, porta- dopo De Hague sei Borgo San Giovanni. No, da No, là che sei in poi indiani. che sei il nulla. No, indiani. immaginavo che Perché Terra bruciata. No, che sei campagna. Ciosa, va che Ciosa, Sì. Ciosa fa Stato, fa tutto, Sì, perché alla fine sì, di conti se ti guardi, ora ti guardi Padova, Campagna, Vicenza, montagna, Treviso, Vigna, roba così, così. La città più vicina a Ciosa, per i ciosotti sei Milano. Cioè, sei Milano. Ma aspetta un attimo, se un ciosotto va che un ciosotto. Ciosotto, sei Milano, la città più vicina, non che ne è. Cioè, Verona ti va a ballare tipo che ne va a Masun, dove andare? Un ciosotto dice, oh, sai che sono andato fuori a Ciosa. E ti che dici un ciosotto, e dove sono andato? Ah, Sant'Anna, Brondo. Sono in campagna. No, un fiacco come i veneziani che dopo il ponte della libertà di tutta campagna. sì, sì. Aspetta, che c'era un figlio romano che lavorava che ho conosciuto anni fa, che lavorava sulle robe di biologia qua, che ho già guarda, gli altri ciosotti, siccome gli altri romani, sei la roba più importante al mondo. Sei la città più importante al mondo. Un'altra roba che è tipica è i casoni, come diciamo quei che è in Due tipi in laguna. Due tipi Casoni. Casoni. Cason e Che Cason è in laguna. Il caso che anche a me un caso si è fatto praticamente di legno, una paia fitta in acqua. In acqua, ok. E dopo che sei il Cason da Marinanti, Esatto. che sei cambia fatto di tutto. pietra e serve Perché per c'è fuoco di solito. Esatto. e Perché si è fatto perché è successo con dei Chi mattoni. si è fatti apposta per ciappare il fuoco? Dei mattoni ignifughi. ha un ricovero attrezzi per i marinanti negli orti. Se Ok. ti guardi Ciosa anche da Google, dall'alto ti guardi, ti va verso, ti vedi il centro delle marine, se ti sposti verso il Brenta, sono ancora rimasti tutti gli orti e ti vedi tutte queste casette piccole, che sei, casoni sarà 4 per sì, cosa sei? Sì. Ricovero Infatti, attrezzi, ricovero prodotti. attrezzi, prodotti così. E se è successo che negli anni 80, quando c'è stato, che c'è le assicurazioni, e se è successo un piccolo scandalo, infatti dopo si viene fuori anche il detto, anche negli anni 70, praticamente che dava fuoco i casoni, sti casoni Non si sa come marinati, chi c'è passe fuoco. Non per gli dava tirare i fuoco. schede dell'assicurazione e a fine oltre chi che diceva i marinanti, i ciosotti, chi diceva fitta caverne, chi diceva anche brucia casoni chi diceva E comunque Brusa Casoni anche per le competizioni No, degli comunque- agricoltori. comunque sottomarina, quando che ha fatto i lidi e tutto quanto è senata sempre che ha fatto Rimini, Riccione, qua ha fatto Marina, dopo i marinanti erano un po' pitegnosi, non si sviluppavano più di tanto, insomma alla fine siamo restati un po' fermi, ecco. Ma è un'altra roba che mi sconvolge sempre quando entro dentro nelle callette, così, se sti garage che sei dentro no che sei macchine. ne si chiama i garage? Cosa si chiama? No, Caneva. Caneva. Un cane. A Ciosa, vabbè. Ciosa, sì, Caneva. Ciosa. È a cantina. È cantina, Caneva sarà Caneva. cantina. Eh sì, ok. Caneva. Caneva Ok. perché se è una Ma roba nessuno che mette la umida. macchina Io dentro. chiamo Caneva Caneva. se quella dove ti parcheggi la barca, se ti guardi certe cale a Ciosa, una volta i canali, se ti guardi le piantine antiche, i canali veniva dentro i Sì. cali e i parcheggiava sotto le caneve, cioè la caneva, che dopo ultimo si chiama sempre caneva, quindi non ti puoi, comunque sempre muffa, non ti puoi andare sto di caneva. Comunque- piano terra, a Ciosa non ti puoi stare. Comunque, cioè, e macchine tutte in strada. Dentro che diciamo garage, dai, comunque che dentro che i posti là non che sei macchine. No, che Qualcuno? femo un 70%, dai. Ma neanche, Fuora insomma, comunque o tanti dentro? ciosotti a garage, tanti a Fuori garage a in Marini. dentro, un 70% in dentro, ai garaggi che sì. E cosa che scondi dentro là? Cioè, cosa che metti? Le biciclette, Le biciclette, elettriche, per Pesatura forza. pesca, roba così, quello che ti può servire, insomma, che Però sono tante dopo cose. alcune biciclette le tieni fuori per tenere il posto della macchina. Vabbè, O le giustamente. o le carriere che non manca mai.
Ho fatto una guerra amico alla macchina targa Ferrara. Io la mattina Anche una carega. spostavo la bicicletta, spostavo le bottiglie, parcheggiavo, dopo quando avevo via che rimettevo a posto, insomma a un certo punto mi fuori uno, oh cosa fa sto? Capo, su che lavoro qua sono, corro via, te la metto a posto. Ah sì, perché via a casa mio figlio, bravo bambino. È una roba bella che devo dire deciosa, ti vai la mattina, ti andavi la mattina a farti il panino in bottega da Biava, che botteghette piccole, che si sono decade, che robe che non ne è più. Una volta che ne c'era grande. La Gigia Ica Cortei. La Gigia Ica Cortei è stata che c'era. E ti devi dentro. Sta bello. Già Ica Cortei c'era te fai i panini con la cioccolata. E ti dico solo questo perché c'abbiamo Gigia Ica Cortei. Ecco. E i panini con la cioccolata soigeri in mezzo di tutti. Entravi dentro, ci sporco da uno, no? A parte i panini. E tutte ste femminette di qui, oh figlie, ste buone donne, che sei il bambino che andai a lavorare. Sì. Fa col panino, e dopo vedo cogliati che mi date tempo aperto, che ne varissi, perché si non strissi a casa famiglietti. E dopo averti fatto il panino con la cioccolata, adesso ci c'ho idee. Benissimo. Un'altra bella roba che sia cosa se piena di sottoporti. Credevo piena adesso. È un sacco di sottoporti. Se piove, la gente può farsi comunque una bella passeggiata sotto e riparare. E soprattutto la gente, vecete, roba qui che sta in calle, roba. E ai supermercati sotto, diciamo, sto capito, la calle, o i pergoli. Io vai là, mai ti sa, la spesa si riesce a fare senza farsi piove o, diciamo, sto capito. Sì. Città particolari e posti particolari, quanti che te vuoi, ma anche tradizione. Nei miei ragionamenti pensavo, il carnevale di Venezia, che sono maschere. Che se il carnevale a Ciosa... No, gli ha sempre a Ciosa che sia maschera ogni dì, quindi ci sa il carnevale ogni dì. E invece il Redentore come se che si vive qua? Se va a Venezia. Se va a Venezia. È una festa veneziana. Sì. Non si vede da qua? Sì, dal ponte di Vigo, se sei limpido ti vedi i lampeggi dei fuochi, ti vedi lontani, però lontani. Di solito se parte che fai in barchini, ti sa che in 20 minuti, mezz'ora ti sedati, va. O se no ti fermi a Maiamocco e ti diciamo che tante barche da pesca, più anni fa adesso che ultimamente perché qui permessi che ti montavi sul peschereccio, ti andavi a riva dei Schiavoni, fermavi là, ti mangiavi là. Commerciali non può più. Sì, non può più andare, però abbiamo fatto diversi redentori partendo dalla marina, bellissimo. E dopo che giornatina non so, zone tipiche tipo che sia tipo tipo davanti a Cama, spiaggia di Ciosotti, sì, davanti a Cama che c'è una secca che mi va, porto sempre i bambini, si fa piene barche davanti a Cama, c'è da Dio del porto è vecchio, cosiddetto Scano dove che ti porta via che a volte con la tempesta del Cason, che ti avevi il Cason a Catì. Sì, mi aveva un Cason a Dadrio, ne ha portato via con i chiatte, vabbè, col maltempi, quei maltempari. Sì. Comunque questo a posto che ti va un attimo ai bambini, che sei tanta che sei tipo 40 cm, 50 di acqua, ti muovi là, ti sei sempre in mezzo a tutta l'acqua della laguna, non ci spiaggia. Ti hai la barca che ti sta in parte e ti sta là tranquillo. La gente oppure chi che si va in Baia dei Porci, perché chi è barca più grossa. A Cuba. No, conta che la Baia di Porci. A Miami, no a Cuba. Baia di Porci. Noi a Ciosa avevamo Baia dei Porci. La Baia di Porci è una zona che praticamente a volte sì, è incredibile, perché ti var di Ciosa ti ciapi per andare verso Pelestrina, no? Da Ciosa ti parti, ti attraversi le Bocca del Porto, ti trovi Caroman, un poco più avanti che sei Pelestrina, dopo che ti giri in sinistra e ti va dentro, che sei a Baia di Porci, perché là che sei fondale. Cioè l'acqua là che sia 4-5 metri di acqua, 4 metri. Ma tu che portami a fare no, l'ha portata dalla parte opposta, okay. Dalla parte del muraglione, dalla parte del quadro che c'era. E là che si Baia di Porci, là se ti ha una barca che pesca, barca veda, barca grande, barca da 20-30 metri, così, e ti vai in Baia di Porci e se ti guardi, ti passi per la laguna, quando che ti vai a Ciosa, ti sei sul ponte traslagunare, se ti guardi in sinistra e ti guardi ti vedi sì Ciosa, ma se ti guardi in fondo ti vedi tutte barche. Ma tante. Ma sei grossi, ti vedi piccoli, ma sei barche grossi, perché là che se fondai qui a chiamare la Baia di Porci, va là, se tacchi, fa festò 24 su 24. Chi sta là a dormire, dopo che ha finito e torni a casa. Vai in andarsene. Un'altra roba che è tipica di Ciosa è il marcato del Gioba. Ragazzi, no.
Mi almano una volta all'anno devo arrivare d'estate almeno. Alla Sioba. Come ne ha canzone? Davanti si riusciva a dire ti hai i braghe della Sioba, ti sa perché c'era le botteghe tipo i braghe Levis 501, i Uniform, questo, ti devi, chi c'era che non poteva, ti andava al mercato e ti avevi i braghe della Sioba, oppure se che c'è il modo di dire a Sarotto, ma che giubbotto a Sara della Sioba che giubbotto, perché e invece adesso c'è una qualità abbastanza mia Sioba. Sì, ma ormai si è perso. Però adesso roba della Sioba che c'è anche roba che c'è anche di qualità. E la Zena roba che non può mancare. No, che non può mancare il mercato. Se per caso un giorno salta il mercato, eccetera, bisogna che lo dica un bel po' prima, perché sennò le donne si incassano. Ma che rivoluzione! A pensare che mia volta mi trovo a lavorare a Ciosa. A lavorare a Ciosa, a un certo punto, alle 10 della mattina, vengo giù dall'appartamento e faccio tutto, mi fa quella Sioba, mi fa un'andata, una vasca mi fa, e dopo ritorno in cantiere, per farmi una nocciaia, la Sioba. E dopo che c'erano fioi a Sioba, un po' di sta, È turismo, sì, tedeschi, te rifai oggi, dai. Un'altra bella roba è a Sagra del Pesse, però è una bella roba per chi che arriva da fuori. Ettore, chi che invece la vive all'interno, come sai che la vive? Perché ho sentito pareri controversi, tipo è un casino, che non c'è bisogno, che è bello però, che sarebbe anche da non farlo. Come sai che vi su a sta roba della Sagra del Pesse? Di non farlo direi proprio no. Non si può. No, bisogna di farli. Che la sia un'enorme mangiatoia a cielo aperto, sì. Che l'abbia poco della vera sagra di paese, sì. Anche? Sì, però non puoi mancare. No, può mancare. Sì. Diciamo che la controversia è quella che io fa quando sei fermo pesca. Sì, quello ma no, vero. purtroppo Sì, la gente, ma la questa gente questa la pecca. ma la gente non si lamenti, se quello è No, il ma problema. tutti i foresti che via questo che si lamenta. E se te dico, E dopo ti trovi qui amici in piazza, di qua e di là, però. e c'è anche un buon momento per far festa, non ti mangi male perché non ti No, per carità. però non ti mangi come una Certi volta prodotti che c'era locali, certi prodotti tutto locali, qua. tipo i molluschi, tipo questo, osti, controllato, tutto controllato, quindi Controllato. No, ma spieghi che perché si fa la sagra del pesce quando che le barche non va a pescare, quindi, perché ha messo i fermi pesca. Una Una volta, sempre. anzi, una volta prima di dare tipo tra virgolette fermo pesca, si faceva la sagra del pesce, perché con tutto il pesce dell'ultimo a pescare, finiva la stagione, finiva questo, Fa la sagra. ti fai la sagra. Dopo che si normative, a volte i piocci che portava qui che andava comunque chi- il pesce è cioè, sempre da qua, se ne pescavo dai fresca. Ciosotti, viene da Croazia, questo insomma, comunque se pesce alto fresco, dai, Adriatico. ma E magari dopo- non locale, però magari purtroppo che butti in mezzo un po' di tutto, comunque è sempre una sagra, più è la sagra, cioè non c'è che a la qualche sagra della carne, come a cosa, sì. La sagra Sant'Anna ti va a mangiare l'anara, oppure vabbè l'anara esiste insomma. Ne sarà mica anare da Sant'Anna. Appunto. Se come a Sagra dei Rane se da. Posso che i rani siano tutti da Dea, c'era anche qualche altra parte. Dopo che sei una serie di santi patroni che fa. Ecco, Felice e fortunato. San Felice e fortunato. Ettore, digati. Felice e fortunato, allora abbiamo un pezzo di uno e un pezzo dell'altro no. E anche una veste che il Doriano gli ha messo a mio padre addosso. veste, Cioè, perché mia zia che c'era suora. Una zia del Doriano c'era suora nei canosiani e se riuscì a portare dentro il Doriano che stava in case siciliani e avere una tonaca, una roba insomma per sto fio e a sconta via, insomma che ha messo indosso e dopo gli cava via, sarà per quello che ha sempre che fuori. Vabbè, Dopo che la Madonna della Navicella. I santi a Ciosa viene celebrati molto. celebrati, Sì, 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 sì. roba, Sì, l'11 giugno. Sì. Gli altri due pezzi voglio dire che gli ha Aquileia. Gli altri tocchi, ma sei Questi qua, insomma, di questo ufficio fortunato. Sì, un fiare di reliquia qua, un fiare di reliquia esatto, di sì, mezzo corpo da una parte, sì. Si gioca a smesare. Se a smesarsi, adesso non so con Un fiato barone. criterio, sì. Madonna bonifera Navicella, sì, ricorda un fatto dell'apparizione Marino. della Madonna, non mi ricordo quando, che però c'era un periodo dove Perché che Navicella. Navicella per la piccola barca. Ah, ok.
Io pensavo tipo astronave, una navicella. No, Ha visto gli UFO? Saria, Madonna, no, la sono gli UFO. navicella spaziale sarebbe troppo incredibile. Posso mettere una Madonna appare in che... cielo. Scusa, appare in cielo e quindi... Beh, va che qua c'è ultimamente che c'è anche UFO, quindi non sto da preoccupare. Cioè, non si può mancare niente qua c'è. È una navicella, è nata sottomarina. Perché allora la leggenda dice che un contadino che tornava dai campi, nel senso che un marinante alla navicella che si qua la Madonna, diciamo una località di Ciosa qua sotto Maria alla Madonna. Sto qua tornando a trovare sta Madonna, sta signora, sta su un tronco che praticamente si avvicina se aveva bisogno di aiuto, è aperto e aveva un bambino tutto martoriato. Perché all'epoca Ciusa già diventava una bisca, una roba tipo Las Vegas, che era prostituto e tutto. All'epoca ha detto sì, Ciosotti si dà un sistema A perché quasi Dio degenerare, tipo era proprio Sodoma e Gomorra. E da là è nata sta cosa che ha cominciato a mettere su la prima pietra, roba, cioè ha costruito sta chiesa e là è nata sottomarina, che alla fine è nata una litoranea sottomarina, sì, no? Portata da Adige, dal Brenta, insomma, ecco tutto qua. Gli insediamenti dei fiumi. Sì, è recente tutto sommato. Sì, effettivamente l'Adige e il Brenta all'epoca sfociava tutto a qua. Anche dove siamo noi altri qua a Sant'Anna c'era tutta quanta palude roba, allora ha fatto delle deviazioni via il Brenta, di via veneziani parliamo, sì, tutto quanto e ha fatto perché una volta il Brenta sfociava direttamente in laguna nostra, no? Dopo che se ho trovato, perché sono andato su internet per cercare il fiat di queste tradizioni, Cristo di San Domenico. Parlè voi altri che sapete, perché allora il Cristo di San Domenico una volta dei pescatori, è una storia da Dio. Sì, gli ha trovato praticamente sta testa e gli ha portato, cioè praticamente sta testa gli ha portato la testa del Gesù, della sua testa, perché testa. Il corpo ti vedi che non si vede che dell'epoca, perché il corpo è il corpo se, come si dice, più piccolo della testa. Gli ha trovato sta testa e dopo iniziava cosa fare, cioè riportare in mare, perché sta testa sarena. Ma una testa umana? No, una testa scolpita. Una testa del legno, sei ancora la testa del legno di Gesù Cristo. Questo praticamente a Ciapà, se non ricordo male, a Ciapà gli ha detto meglio riportarla dove che avevamo trovato sta testa. E a se torna ancora, da quello che so, da quello che mi ricordo. La storia non la so, mica. Da quello che mi ricordo, che praticamente Isa Mattia porta via sta testa e meglio riportare. E se ritorna ancora sui scogli di sta isola dove c'era il Lasaretto a Ciosa, là, che c'era. E che si è accesa di San Domenico. Storia che mi raccontava mio nonno, adesso bisogna investigare un attimo, comunque la storia più o meno c'era come la Valle di Sette Morti, no? Che qui a Someggio. E praticamente questa testa ritorna in lì e ha detto meglio fa tenila qua gli ha fatto l'accesa di San Domenico. Se ti va dentro che c'è ancora sto Cristo è particolare, perché la testa si sproporziona a confronto al corpo. Sì, sta aggiunto dopo il corpo. Sì, è sproporzionata. Sì, è sproporzionata. Allora, se ti togli il crocifisso ti metti è sproporzionata. Sproporzionata, però se ti lo guardi dai posti che ha scelto per fartelo vedere, ovvero che ti va sotto e ti lo guardi da sotto, in realtà è proporzionale. Nel senso che il corpo è più piccolo e la testa più grande, per dal Dio, però appare proporzionale. Dopo, siccome ti giri intorno, sembra che ti segua con lo sguardo. Ah, ok. Quello che dovevo domandarvi su tradizioni, penso che e dopo è la leggenda della Valle di Sette Morti. Questa qua se te sei, contami. Di Sette Morti, ora è il giorno dei morti, non se ne va a pescare. Si sta a casa, non si va, si rispetta i morti. Quasi il giorno dei sette morti. No, il giorno dei morti. Il giorno dei morti. Il giorno dei sette morti. Però sti pescatori, cosa hai fatto sti sette pescatori? E se ne è a pescare lo stesso che giorno. 2 novembre. Ti che passi dove dei casoni di Sette Morti, che sia ancora la Valle di Sette Morti, là, che sia anche la zona dove c'era il cason, diciamo, di sti sette. Praticamente sti pescatori si andavano a pescare. Si andava a pescare lo stesso e la giornata non si andava tanto bene, no, E cosa hai fatto? Però pescando, tirando su i reti, ha trovato un cadavere. Gli ha tirato su un cadavere e si ritorna al cason. Qui si ritorna al cason chi che già era dentro è il boccia. Il ragazzino che teneva il cason, il focolaro, il bagnare, la roba. Questi si arrivai, si è messo a mangiare dopo 4 ombre, roba così, e aveva fatto un scherzo al figlio. E ha detto, faccia amare quello che si imbarca, che viene a sentarsi a terra con gli altri, che uno. E sto figlio si andava.
E se torna in Dio col morto. E qui ha visto il morto. Che ha visto il morto. E si è morti tutti di paura. Si è morti tutti di paura. E se resta vivo. E il ragazzino. E il can. E il can. E il lupo, che una volta ti batteva tutti il can lupo. Sì. E questa è la leggenda dei 7 morti. Ecco. Ragazzi, vi parla sempre Ciosotto. Non vi spiaccicare la parola Più o di meno. padovani, anche di italiani. Quindi, Va bene, dai, all'inizio siamo stati un po' più italiani, dopo siamo Non ho un tradotto attimo... niente. dite che Siamo un attimo perché hai fatto quello che tu dovevi. acculturati. Sì, dai. Allora, Mia mamma già era da Sant'Angelo de Piove. quindi te si bilingue. Quindi sono Dai. giustificato. Visto che il Ciosotto non è neanche un dialetto, è una lingua a parte con una sua musicalità, una sua cadenza, un suo modo di parlare, fa sempre parte della radice veneta, per carità. Però anche adesso parole tipiche. Mica ne go individuare una decina e adesso facciamo una rubrica che si chiama Quante parole conoscito, che è tipica ormai di sto podcast e mi vi dico la parola. Spero di pronunciarle bene, però perdonatemi perché mi non so bene il Ciosotto, anzi non lo so proprio. Voi altri dovete però tradurmi in italiano, trovare la corrispondente parola nell'italiano. Che forte. Che proveremo, dai, siamo Dai, qua. Partiamo. Allora, prima se sguato. Sguato. Cosa è lo sguato? Mai sentito. Ma mai sentito? Niami. Mai sentito. Io ho trovato su internet. Internet Sguato. mente di solito sue Lo parole. sguato. Mi ho trovato che se lo scarto del pesce. Come si dice scarto del pesce? Buele. E ora tiriamo via, questa qua è una femmina. Sguato o no? Mai sentito, vabbè. Era, ricominciamo da però capo, questa qua la tiriamo via. potrebbe essere. Era, partiamo qua prima. E prima se greppa. Una greppa. Però un vecchio qua che va greppa. Ma neanche a Minoni mai sentito dire greppa. Una Ma greppa. non so. Una crepa che sia crepe sui Forse in muri. marinati una greppa. No, No. una greppa, non so. Allora, amico trova che la greppa sia la crosta del pan oppure è la crosta che si forma sulle ferite. Che- La greppa mai Brusa. è a brusa. La brusa. La Ok. brusa. Oppure una persona che si taccagna e si una greppa. Esiste. Sempre Però- internet. No, Mendace. no Daniati. Mettiamo da parte che questa. Ricominciamo da capo con si dice altra. è a brusa su. E a brusa. Una brosa? Sì, a a brusa. A brusa. Brusa. Partiamo. Altra. Vabbè, vai, Buono. No, Guarda. partiamo qua prima, da nuovo. Vai. Partiamo qua prima. Vai. Prima se picci. Cosa si picci? I picci, skate. No, sei in Toscana. In Toscana, i picci che a spaghetto che fa in Toscana, mai sentito. Non si Ma neanche a pugni. me non mai sentito. Pugni. No, pugni. I Un pugni stramosone, un tangarò, ma un pugno. una Cioè, stecca, Papposso. Cosa sono il papposso? Mica trovaste parole, non sai Papposso. Allora, Ma non esiste pappussa se la esatto, sta pappussa. roba. Papposso è una roba che conosce tutti. Savatta. Papposso non l'ho mai sentito. No, Pappusso. quello non mi sentito. No, è un pasticcio. Un pasticcio, No. un lavoro fatto mai, una situazione. No. Una marachella, no. Cosa no. sono scaranto? Scaranto, sarà. Ma parole massa vecchie oppure parole che non forse si se meglio usa? lo scaranto se è scagno, scaranto se è scagno è sedia, non so, però è roba che non si Scaranto. No, niente, non per Niente. Ti sei andato mondo in drio. Intanto qua mi dice che c'è una scalfittura, un graffio profondo che può essere fatto su una barca o su una carrozzeria. O scaranto. Qua che voleva mio zio Tarcisio che già era maestro d'ascia, ma adesso avrà quanti? 120. Vabbè, le cagliafà. Le cagliafà. Ma sì, ma queste robe da square. Ma cavolo, quello c'è sotto Cagliafà, sì, square. Però anche sto scaranto qua magari. Vabbè, parola, non so come si pronuncia, però se Moreolo. Un Morello morello. è un bastone di Ma c'è legno. un tocco di legno abbastanza consistente. Un morello, ma morello però. Un morello è un tocco di legno che è tipo 10 per 10. Ti dico io un coso, un vocabolo da dire. Quando che ti fai a scuola della barca, come si chiama? Porco che ti fai a festa, ja? Vabbè, Ganzega. La ma ganzega, la ganzega è una esiste roba che fa anche tutti, nei casi, ma anche si nei fa cantieri. ganzega. La ganzega è sempre fatta anche qui i cantieri. Una volta, adesso tutti te. A posto. altra parola, sbregavale. Questo è mi dice vento molto forte oppure persona molto impetuosa. I marinanti diceva, ho sentito dire fa valiole. Valiole. Che fa valire, fa vento, fa sventolare, così, una sventolare, da noiati, come si dice? Come si chiama? C'era che il termine? Sbregavale.
Spiega, vai, ma i termini secondo me che va più verso i valli del delta. Non lo so, no? a me mi pare i termini proprio Spiega, vai. dall'inizio secolo. Io ho sentito dire al massimo, vai che sei buona verta. Buona verta, vuol dire che sei buona proprio a manetta, sei buona verta. No, perché si Buona verta. buona satoia. Buona satola, se quando proprio ti il mare sei finao, si dice finao. Finao. Il mare quando che sei proprio non c'è nessuna increspatura, pare oggi appare, si dice finao. Sacchetta. Beh, sacchettati a zappi, una sacchettata. Ok. C'è poi una sacchettata, insomma, insacchettata. Una botta forte. Una botta forte oppure mo insacchettata e mangiare. Anche insacchettà. Insacchettata. Vuol dire una gran quantità. Sì. comunque. Sì. Questa è una roba che non riesco neanche a pronunciare. Gagiandra. Che cazzo è Gagiandra? Gagiandra. Cosa vuol dire? Mi dici che sia una... Sarà cagnara, tipo, non so. No, mi dici che sia tartaruga, una persona lenta e pigra. Gaiana. A Gaiana sei a tartaruga, capabri. O Gaiano o Gansega. No, Gansega sì. Ma Gansega sì, besta. No, fare in culo sta rubrica. La parola che invece conosci molto bene è mondo. Mondo, certo. C'è un termine che si usa a Ciosa. Mona. Mondo. Ma no, mondo Ah no, invece scusa, anche- no, vabbè, niente, ciao. No, mondo è una parola che si usa solo da noi altri. Sì. Per indicare, ma te voglio mondo bene, si dice, non si dice te voglio un mondo de bene. No, no, Quando tanto bene. Mondo, mondo, vuol dire tanti. Ise mondo. Tanto vuol dire mondo. Vuol dire Però mondo. ti usi, se no te voglio un mondo, paragonare. No, mondo e basta. Te voglio mondo bene. Quanti giri? Oh, c'era mondo, fioi. Quanti che ne vuoi? Dammene mondo. Cioè, Tanto. mondo. Questo esiste solo a Ciosa. Un'altra parola che è tipica qua è menta. Vai che se metta. Ciao, gementa. Perché? Perché il semaforo una volta c'era rosso, giallo e verde. Però per dire, vai che se menta sei più breve. Secondo me. Fra Ettore verde, può sì, essere. Sì, no, ma Vai che se menta. Vai che se menta. E poi la menta sei buona. Se asina l'acqua menta già sa, io potevo acqua menta. Dopo una volta che c'erano i mentoni, diciamo i mentoni, Però vai che se menta vuol dire vai libero, buttate. Vai che è verde. Dopo un'altra parola è incanoccia. Cosa vuol dire incanoccia? Se fatica a spiegarlo in italiano. ma sì, c'è anche in cavorio, secondo me. Cavorio se è tuffo che ti fa in cavorio se buttasse da testa. Buttassi in cavorio se buttasse Sì, Che, in che canoccia. secondo me deriva dal latino in caporio. in Quella- caporio. Farsi Sì, de no, testa. sì, sicuramente. Sono Quella abbastanza in convinto. cavorio vuol dire buttarsi in... Fai un cavorio. Ma incanoccia? Canoccia. Non vuol dire tutto storto, tutto messo male. Sì, da noi come si dice dire quando uno tutto invorigolao. Inverigolato. Inverigolao, perché la verigola è una barca per andare a remi, diciamo verigola, perché ti remi tanto da una parte sola. Poi si è fatta come gondole, no? Nel senso è un po' storta, quindi ti dice inverigolao. Inverigolao che più per dire ancora meglio, la verigola è una barca, perché la verigola in se stesso è il trapano a mano. È il trapano a mano che duperava una volta. La verigola. Essendo tutta quanta storta, così che si è fatta comunque appunto ad un trapano, ti sei inverigolato. Intorcoia? Ti sei tutti intorcoiati, tutti inverigolati. E poi ultima è una frase, che non è una parola, ma è una frase, le ficarave tutte. Me le ficarave tutte. Allora, questo è... Questo sì, un punto de stella della storia chioggiotta degli ultimi anni. Una meraviglia. Ti trovi il personaggio, ti lo trovi in Cane Lombardo spesso, ti lo trovi per Giosavia. È il Barotti. È uno che avrà poco, età mia, un poco più vecchio, sarà 50 anni. Cioè, No, cinquantina. depende No, 50. credo che sia più verso me, verso 60. Sì, è più vecchio di me, avrà 4-5 La anni. frase sta pronunciata durante un festival bar, se non mi Al sbaglio. Festival Baravigo. C'era il periodo primi anni 90, fioi, vai, spacca tutto i giriani, che gloria, fioi, acciosa. Scappalosonauti. Ah, ma via, Caput Mundi. E ho fatto intervista e ho detto, cosa ne pensi delle misse? Ho detto, me le secondo bene. Me le ficarave tutte. E da te a Ciosa c'ha passo per vento, dai. E lì Ciosa me le ficarave tutte, se sa capire, insomma, passerei delle liete ore con loro.
In letizia e gioia e gioia castità. e castità. Sì, a Venezia. Ah sì, modo di dire che abbiamo noi altri, per dire che è una roba incredibile, oppure chissà quando mai, diciamo sì, a Venezia. Qua da noi altri ti dicono, oh, ma giusto qua, sì, a Venezia. dire, Giusto sì, cosa ciao. comprare, sì, a Venezia. Sì. Qui ho detto che sì, a Venezia. Sì, a Venezia si può dire a noi altri. A Venezia, perché che mo a Venezia, che siamo stati tante volte, ma non tantissime. Non sì che noi siamo qua, è vero che avevamo un tiro e scioppo a Venezia. SDA. Però non sì che siamo... Andiamo, comunque è bella Venezia, spacca tutto, però è bello tra Venezia e Ciosa, sì che a Ciosa che sono ancora i ciosotti, a Venezia purtroppo veneziani ne stai pochi, ti sanno cattivi. Sì. Ma quando ti vieni a Ciosa per i rivi, ti vedi quello che si poteva battere, sei ciosotto e ti vedi la quotidianità. E ti porta a Santa Maria. Sì, poi Venezia non ti ne spaventa sempre perché a Santa Maria e Ciosa a Santa... sì. Ragazzi, passai udasse prima di finire perché abbiamo raggiunto dei tempi biblici qua. Se noi ne porta a Santa Maria. Sì, a Venezia. A Venezia. E chi venga? Faccio un piccolo quiz che si chiama Se questo, se queo. È il gioco dei se. Se facile fare è una roba qui se, però in realtà è ben diversa. E ora mi domando una roba. Se un forestiero, un foresto, vuesse diventare ciosotto, quasi è la prima roba che deve dimostrare per essere ciosotto? Sì. Se è impossibile come No, roba, no, che sì. Se può, però. Che è una roba che è una roba che si diciamo anche tra noi altri, sfida davvero gli uomini, Sì. marinanti soprattutto. Indiga, ti sa che i trabucchi, le balanze, Sì. quelle per pescare, eccetera, che noi diciamo taglieve. Taleve. Allora, una sfida da veri uomini se gnomo se non ti te butti su in cavorio dalla taglieva. È un tuffo importante. Vuol dire che andare Che a camminare sul palo. sul palo, andare e tuffarti di testa. E tuffarti di testa. Allora, se un foresto viene qua e si butta su in cavorio della taglieva, sì, tanta roba, tanto rispetto. Detesta. Sì, tu puoi te. E c'è pa qualche punto. Sì. Vabbè, C'è pa- dopo dipende uno. Non impossibile comunque. No. Diciamo, sa stu cosa, No, il ciosotto è una cosa particolare, che siamo una roba particolare, perché se ti fa mica un ciosotto, sappi che io ti chiamo che ti viene tutte pensi. Io t'hai in mente. Diventa il tuo migliore, diventa un amico, non torlo mai per il culo un ciosotto, non fai mai niente, non torlo per, non dica, ciosa, no, ciosa, no. Daniele, i ciosotti sono come i cani. E come i cani. Con ti che parli, pari che te capisca. No, è in P. E siamo il migliore amico E dighe. dell'uomo, siamo peso di cani. Non torno mai in giro il ciosotto perché tante volte mi si capita anche a me, oh ciosa, che figo, ma tua mamma negli anni 70 veniva a ciosa. Perché? Perché non so, magari siamo anche fratelli, non so, perché è fatto festa mio pare. Se doveste inventare un souvenir Chioggia Stomarina, che non sia la solita conchiglia di merda, se doveste inventare un souvenir nuovo da portare a casa per i turisti, Che l'avevo, volevo farla le scatolette dei mucillagini. Che adesso non è che se neanche capire. Per i barattolini mucillagini di Chioggia. come la merda d'artista in baratto. No, praticamente. ancora a me, come l'aria di Napoli Bravo. che vendeva a Napoli o l'aria di Parigi. Ecco, io volevo fare le scatolette così sta l'anno della mucillagine. Mucillagine. Volevo fare dei barattolini, metterli a mucillagine e venderli come souvenir. Questi codiformi fecali, ti ricordi? Esattamente. Per le diaree gigantesche. Sì. Sempre portati dagli altri, non da noi altri. Se il difetto più grande che Gai Ciosotti potesse diventare un pregio, cosa che sarebbe? Quello che tutti quanti dicono è un difetto, ma in realtà è un pregio. Secondo me il stare con le persone, essere amici, ti sa fare festa. Essere tanto di compagnia. Sì, la Cacciare, cordialità, ti sa stare insieme alle che per tanti se persone. ne è una roba invadente, per tanti è tanto Ma difficoltoso. è proprio quello, sì, proprio l'invadente che fa
la persona che Sembra oggiota. che se ti ha un ciosotto a una festa e siamo tutti Ecco. quanti, È un catalizzatore. se siamo tutti padovani, Sì. io mi è capitato tante volte, anche qua, la guerra qua, tipo anche la Wendy, mia signora, la sera i cavarzarani, che ciosotti, io a morte, nel senso E chi sei che non è morto con i Ciosotti? Anche i Ciosotti è morto con i Ciosotti. nel senso che però ti te trovi in certe situazioni. Mi ho girato tanto anche come con la moto, no? Mi ho girato a mezzo dappertutto. Ti te trovi che sei un ciosotto, sta pur sicuro che sta tutti quanti il ciosotto, come si dice, quello che è catalizzatore, quello che fuori novità. Cos'è successo? Come è stato che ti raccontavo l'altro prima, che io sono stato 3 mesi a casa col Covid perché si sporcava ancora il naso col tampone che stava fatta la prima volta, e ho fatto 3 mesi a casa, così parli mai del Covid, ho fatto 3 mesi a casa stipendiato. Questo qua, proprio qua ecco, questo è il ciosotto, capivo? Come che da una roba sbagliata ti trovi un'opportunità. Il meglio del peggio. Il meglio del peggio, sì. No, dal peggio, No, no, il il peggio meglio è del meglio. peggio. Comunque sempre deriva dalle cose che ti Ma diceva. anche il meglio del peggio non si mai. Deriva dalle cose che ti diceva io. Sto qua sta via 3 mesi in mezzo al mare, non sa se via a casa, a Tiriscaia che ne tira mondo, se sta 3 mesi, giro a via intera a fare Saon, come si dice a Ciosa, ho fatto Saon e dopo sa che deve partire, quindi se non mi diceva adesso magari muoro, a chi ghiasso. E questa sera verve. Se doveste, cioè se fosse da eleggere un re de Chioggia adesso, un personaggio che dovrebbe diventare rappresentante di Chioggia adesso, se fadiga a dirlo, però anche no, puoi anche saltarla, perché vi vedo perplessi. Allora, adesso come adesso non mi... Allora, potrebbe essere il Giovanero. Ah no, Ma se passa il suo periodo dopo. No, non che sia qualche duno adesso che... Oddio. Allora, che sarebbe uno che mi fa molto piacere che sia Chioggiotto, che è uno che si arriva ottavo ai campionati mondiali di scacchi. Sì. E che sta l'unico Chioggiotto a essere campione italiano di scacchi 2 anni fa. Che mi detto in comune, fai qualcosa. Tu hai delle vergini che mette dei petali, questo qua cammina, e lo incorone, che fai qualcosa, non ha fatto niente. No, ma l'abbiamo proposto come Chioggiotto. Ecco, quello là. Chioggiotto dell'anno. Sì, no, ma no, eletto Chioggiotto dell'anno proposto. Comunque avevo però anche qui del karate, col karate, no, sì, comunque no, c'è sta un piccolo appunto, che Chioggia negli anni 80, primi anni 80, è entrata nel Guinness dei primati come concentrazione di motorini, palestre di karate e pizzerie. Siamo sul Guinness dei primati, non mi ricordo che ho il libro a qualche parte, non so se siete 80 erotti. E siamo nel Guinness dei primati, concentrazione più per abitante per abitante di palestre karate, pizzerie e motorini. Bel record. Sì, fantastico. Se poteste se è anche difficile dirla sta qua, perché se avesse da cambiare qualcosa dal lungomare dello Stomarina, cosa sai che cambieresti del lungomare dello Stomarina? Come tutto. Allora Cavaliere massa. Cavaliere macchine. No, cavaliere macchine utile poi, però se dovrei fare un'alternativa per cui sia una roba che sia solo pedonabile. Ma se sa gran pedonabile, sei un marciapiede che sei enorme. No, vai agosto di state. Una volta c'era più bello perché c'era tutta la spiaggia fin in fondo. Adesso una volta che c'era il muretto, che c'era la spiaggia. Sì. Quindi dal muretto ti andavi in spiaggia come quando ti venivi da Fantodì. Sì. Quindi che c'era quello bello, che c'era libero. Adesso ti passi per Marina, aspetta, guardo il mare, non ti riesci neanche a vedere il mare. Perché che se tutti quanti sti stabilimenti non ti riesci a vederlo il mare, l'acqua proprio dal lungomare davanti con la macchina, ti giri a testa. Su certi punti ti lo vedi, se no non ti lo vedi neanche. Se una volta al mare ti lo vedevi sempre, che era il muretto, i chioschi, se riempio di tutti i parcheggi e tutte robe, le evoluzioni, le giostre, chi doveva mettere la manco schei, perché non ti puoi portare fuori. Ho già dato. Seconda giornata libera, giro a sottomarina a ciappare il sole o giro in barca a pescare? Barca a pescare, direi. Barca a pescare. Adesso ad esempio la spiaggia, a me mi piace la spiaggia a te notte, poi ti potevi andare a fare i fada.
mi da dispiace, un'altra bella tradizione che non si può più fare. sì. Però se ti va mettiamo a piastrina qualcosa ti può fare, così ma non ti puoi più fare certe robe. Però c'era bello de notte. Non mi piace stare vicino a uno, sentire quello che mangia tigela, quello che scorre, tutti i taccai messi come sardè. Purtroppo chi può andare in spiaggia può permettersi questo, quindi noi altri siamo più propensi a avere il barchino, un barchino anche a picco, qualsiasi cosa per montare sopra, come si dice fuori dai bai. Ecco, fuori di bar. Così e là ti sei libero di pescare. C'è a parte le ostrighe, mangiate le ostrighe, fate qui fioi, noi andiamo sempre in giro, se troviamo in giro per le lagune, insomma. È bello perché e poi i bambini se gode a manetta. Adesso vi faccio l'ultima domanda. Se non fosse cosa, su che città secche dovresti abitare? Vi piacerebbe abitare? Posto de mare e... Comunque de mare. Sì, con acqua o un fiume Sì. grande Taccà, un lago. Sì. Io non riuscirai mai, mi su stavo Devo vedere acqua. per un periodo abitare a Porto Viro, volevo morire, non riesco a sentire l'odore del mare perché sa Sant'Anna, fioi. Se ti guardi in linea d'aria dal mare saremo neanche a 3 km, neanche 2 km di linea d'aria. Quando che c'è il mare qua, ti senti l'aria? No, ti senti le onde del mare. Senti. No, sì, il cambio da Romea. No, non si cambia di ma ti senti proprio così buona aperta, ti senti proprio che poi scherzo. il Ma vento sei te treno, porta- niente. tre, Il treno! ma se gotta già vabbè, su sta. Stare l'acqua mi vuoi sì, fioi, Sì. tipo che non potrei andare tranquillamente proprio per accontentarmi, che ne so, una isola vicino a Tahiti, sai che- È contento e malvive. ma no, verso il Pacifico, mi sento più come tipi Nuova Samoani, Caledonia. sì, che sono là. No, a parte gli scherzi qua, fioi, avevamo tutto. Mare, laguna, tutto. La montagna avevamo Un tiro e scioppo. un tiro e scioppo, peccato non avere escape and dark perché è una roba impossibile. Però qua diciamo che avevamo tutto, fioi, non so, mi amo. Beh, ti che stare te qua. fai il pescatore sarebbe difficile vivere de pesca dove non c'è il mare, ovviamente. No, bisogna che trovi anche a un'applicazione Porto Viro, del No, vabbè, trovi un'applicazione del telefono che sia ruscello, le onde del mare, E qualcosa. dovrebbe fare ti che sa. specie di giochetti, sa qui che coltiva e poi raccoglie e vende, doveva fare qui i caparossi. Ma se no in feci casa, i caparossi, che i giochetti là, sa ti raccogliere i Sì. caparossi, Mi metto una cuore in casa, ogni tanto vado a fare a pescare. Siamo a farm. Vabbè, ti conto una roba che mi ha detto la Sueli, che ti conosci, la mia amica che ha vissuto, che ho giocato, comunque ha vissuto parecchi anni a Savona, che è in Liguria. E lei mi diceva, ma sai tu che in Liguria la parola dialettale che ha per chiamare il mare è una roba che suona molto vicino a male. Invece noi altri a Ciosa il mare lo chiamiamo mare esattamente come chiamiamo nostra mamma. Il mare non è, cioè è la nostra mamma. Mentre su posti là invece è il mare, la roba. E tu infatti ti vai in Liguria e sei mondo più, cioè, ma che vive sulla costa e tu è più facile trovare gente che si intende dei funghi, perché i taisei che insomma a strappiome eccetera, ma che capisce de pesce. Perché là in effetti in Isè proprio pescatori e navigatori. Noi altri siamo pescatori, per cui Anche perché questa roba qua ma scolpio molto. c'è l'ambiente che avevamo tanti fiumi, tante cose, quindi l'acqua si è molto più pasturata. Avevamo il Sì, pesce sì, migliore sì. di tutto il Mediterraneo. Qua. Le biodiversità sì, enorme. sì. È una roba incredibile. Se ti va Poi avevamo anche un a fare microclima. pesca subacquea, fioi. Te nessuno! E quando trovavamo qua in branchi dei bransini, roba, pesce, che ne sei, fioi qua, pesce. Cioè, ma qua abbiamo un microclima e dopo che sono a Narsili sempre grande. Dove figa ti vuoi? Ragazzi, si sta veramente bello. È istruttivo perché tutti quelli che non conoscono questa città o la conosce così, eccetera, adesso si è fatto un'idea anche diversa. Spero. Perché Spero anche me, dai. sembra che mo anche a scherzare, perché ovviamente si ha anche tanto scherzare. Però vi invito a ciapparvi un sabato e una domenica, andare a farvi un giretto a Ciosa e Sottomarina, farvi a vostro fine settimana da una parte e da che altra, tutti e due i posti, e viverla è a città, ma viverla come che la viveria uno del posto, cioè quindi farti passeggiate, ciapparti con calma, andare a mangiarti qualcosa di tipico, farti magari il marcao al Zioba, ho detto marcao, giusto? Alla Zioba. Ma Marcao qua. Marca. Marca. Perché il Mercao è a Zioba, si dice, non si dice mercao.
andare al mercato il giovedì in Italia. Anche a volte se succede che il mercato piove, io fai il sabato. Sì. E tanti ciosotti diceva su una sioba de piove. Sì, No, è vero. sì. Anche su una sioba a Portoviro. Sì. Provate la sioba proprio la sioba. Ma in altri che era tipo fotobullo, per noi altri che era uno che aveva un negozio di foto di macchine. Vuol dire fotografo? Vuol dire fotografo, per cui cos'è Riquaro? Dove c'è un fotobullo qua? Sì, c'è. Se diventa il nome del proprietario del... Sì, vuol dire fotografo. Esattamente, fotobullo. Beh, vuol dire anche questo è indice di tipicità. Grazie ancora. Siamo stati ospiti in casa tua, Giova. Quindi Mi ti cassa ringrazio. è su cassa, dice. Mi mujer ah no. No. Grazie a tutti. Grazie a te, Erma. Ciao, Anzi, grazie Erma. Grazie, Erma, Erma. sono grande perché no, ma amico Ito che sono un fan suo. comunque venia a Ciosa Da più Illo non aveva Tempo. paura, sei benissimo, perdere Sì. peccati, Esatto. venia la mattina e tanto fai ora a fare sera, dopo dopo andare in spiaggia, sei bello qua, veni, che non Soddisfazione. E però una roba vi dico, no modesti, tranquilli che non succede niente, è tutto bene. E comunque ricordo che i ciosotti sono come i cani, qui ti dai fiducia, non ti mai più. Yes. Viva. Dai Aria. Beh a fioi. E Ciosotti afferma i persiani perché dopo ti ha detto lì delle guerre marinare, vino il monopolio del sale e quant'altro, però dopo fioi come si dice, c'erano tutti gente del mare, cioè E poi io ti venivamo da Troia, cosa avevamo paura? la noi leggenda altri? dice che Claudio Purtroppo Claudio gli dice Padova. saremo anche fioi da Padova, dove che guardate, venivo. Claudio Tutti i però fioi di Troia. Sì, praticamente. oh. sì, siamo pieni di Troia. Solo che metteva a Padova che c'era un tenore, c'era quello studiato, tipo nerd, sai? E invece Claudio c'era il guerriero. E là sei innamorato sta lagunare bella mora che no, Ciosotti comunque spacca tutto. Fioi. Sì,